Tornare ad un 25 aprile di unità, l'auspicio dello storico Guido Levi nelle celebrazioni a Chiavari, nella messa in cattedrale l'invito del Vescovo a rivivere il valore della libertà come senso di umanità nuova. Omicidio Chiavari, Orazio Pino ucciso con un colpo di pistola, probabilmente una calibro 38. Le prime conferme dall'autopsia eseguita oggi a Genova. Continuano le indagini della polizia. Inaugurazione con pioggia per la mostra del Tiguglio, l'evento che unisce antico e moderno non si ferma e propone fino a domenica tanti eventi. Un itinerario interiore nei luoghi più suggestivi del Libano, una terra ricca di storia e spiritualità visitata da un gruppo di diocesani, aperte le iscrizioni al pellegrinaggio in Giordania e Terra Santa. Fare sport fa bene a tutti, anche e soprattutto alle persone disabili. Occorre però prestare attenzione, non ci si improvvisa atleti o istruttori paralimpici. Al via a Chiavari da 3 giorni, Chiavari Porte Aperte. Alla vigilia di Juventus Under 23 e Virtus Entella, il presidente Gozzi incita i tifosi. Per i prossimi 180 minuti di campionato serve il 12° giocatore in campo. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Apriamo il nostro telegiornale con le celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione che si sono tenute in tutte le località del nostro territorio. A Chiavari, ieri mattina la Santa Messa in cattedrale è stata presieduta dal Vescovo. È seguito il corteo per la posa delle corone ai monumenti ai caduti e la commemorazione ufficiale al cimitero cittadino con l'inaugurazione del pannello realizzato dagli studenti del liceo artistico Luzzati. Rivediamo questi momenti nel nostro primo servizio. Questi ideali sono ancora i nostri. Questi valori sono davvero presenti, vivi nella nostra società. È la domanda che il vescovo Alberto Tanasini ha posto durante la messa in suffragio dei caduti celebrata nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto in occasione del 74° anniversario della Liberazione. Davanti ad un'assemblea composta da ANPI e da istituzioni locali, Monsignor Tanasini ha invitato a riflettere sull'involuzione del concetto di libertà, da ideale fondato su un'antropologia integralmente umana a rivendicazione individualista e dunque incapace di costruire una società davvero solidale. Dopo la celebrazione il corteo fino a Piazza Roma con l'omaggio al monumento ai caduti, quindi il trasferimento al cimitero di Chiavari con l'orazione dello storico Guido Levi. Io dico sempre che la resistenza italiana fu una resistenza unitaria, socialisti, comunisti, cattolici, liberali, repubblicani, azionisti combatterono insieme. Purtroppo, voglio dire, a fronte di una resistenza unitaria, dopo la resistenza, negli anni successivi sono nate polemiche che io ovviamente non condivido perché credo che sia veramente una festa di tutti, dell'Italia democratica e di tutti coloro che hanno contribuito a quest'Italia. Quindi l'inaugurazione del grande pannello realizzato dagli studenti del Luzzati per ricordare coloro che furono fucilati fra l'agosto del 1944 e il marzo del 1945. Per noi è una testimonianza di amore per la città di Chiavari, una testimonianza di democrazia e di libertà pensando a tutta la nostra nazione, soprattutto in occasione del 25 aprile credo che sia stato il lavoro più bello e più interessante tra i tanti che il liceo Luzzati ha realizzato in questi ultimi anni. I significati simbolici sono molteplici, ad esempio al centro figura un tempietto di ispirazione classica che racchiude l'epigrafe con i nomi, nella parte superiore è presente un frontone con lo stemma di Chiavari e 2 stelle, poi invece lo stesso tempietto è inquadrato sui lati da diversi elementi, tra i quali è presente un mazzo di papaveri nel quale si fa allusione alla voglia di rinascita del paese dopo la liberazione, mentre sulla destra è rappresentata una coccarda con i colori dell'Italia e quelli della città di Chiavari, nella quale campeggia il simbolo dell'ANPI, quindi dei partigiani italiani. Partendo dal basso è presente un filo spinato che rappresenta la fine della guerra, essendo spezzato, ma al contempo anche la fine della separazione tra i vari popoli. Al di sopra è presente una frase che vuole essere un monito, è una frase di Giuseppe Ungaretti, cioè qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero per sempre aperti alla luce.
Andiamo adesso alla pagina di cronaca. È stato un colpo di pistola, molto probabilmente una calibro 38, a causare la morte di Orazio Pino, il 61enne gioielliere, ex collaboratore di giustizia, ucciso martedì sera al quinto piano dell'autosilo di Corso Dante a Chiavari. È il dato che emerge dall'autopsia eseguita oggi a Genova dal medico legale Francesco Ventura. Secondo i primi riscontri, il proiettile sarebbe stato attutito dal cappuccio della felpa che l'uomo indossava sul capo al momento dell'omicidio. Prima dell'autopsia c'era il dubbio che l'uomo fosse stato ucciso con uno stiletto o con una pistola di piccolo calibro. Intanto gli uomini della squadra mobile di Genova, guidati dal primo dirigente Marco Calì, hanno eseguito lo stab, la prova della polvere da sparo, su amici e parenti della vittima. La polizia, oltre a proseguire con gli interrogatori delle persone che fanno parte della cerchia familiare e lavorativa di Orazio Pino, sta passando al setaggio i filmati delle diverse telecamere di videosorveglianza della zona nelle quali il killer quasi sicuramente è stato inquadrato, e sta lavorando anche sul materiale recuperato sulla scena del delitto. I pezzi dunque dovrebbero ricomporsi a breve e per il momento nessuna ipotesi viene scartata. Ancora cronaca sul nostro sito teleradiopace.com. Un 32enne di Rapallo pregiudicato è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri dell'aliquota radiomobile per violenza pubblico ufficiale, rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L'uomo alla guida del proprio veicolo dapprima non si è fermato all'alto imposto dai militari, si è dileguato, venendo poi bloccato poco dopo. L'arrestato, in stato di alterazione psicofisica, ha preso a calci e pugni i carabinieri allo scopo di sottrarsi al controllo alcolemico. Nel mezzo su cui viaggiava è stato trovato un fucile da pesca che è stato poi sequestrato. E sempre i carabinieri di Rapallo nel pomeriggio hanno arrestato un 32enne domiciliato in un hotel cittadino, dove i militari, a seguito di una perquisizione, hanno recuperato 7 grammi di eroina già suddivisa in dosi e una modesta somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita. E c'è stato un tamponamento tra un tir e una bisarca questo pomeriggio intorno alle 13:30 sull'autostrada A7 fra i caselli di Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. I vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti per estrarre dalla cabina di guida il conducente del veicolo che ha tamponato, rimasto bloccato nell'abitacolo. I vigili lo hanno estratto utilizzando il busto estricatore per evitare movimenti e lesioni della colonna vertebrale. Una volta soccorso è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Rallentamenti e code lungo l'autostrada rimasta aperta ad una sola corsia. Torniamo adesso nel Tiguglio. Un lungo ponte primaverile molto atteso dagli operatori economici della zona ha portato la pioggia sul Tiguglio. Nonostante le previsioni meteo facessero sperare in condizioni un po' migliori, le nuvole non hanno fermato i molti eventi che hanno caratterizzato la vita dei comuni del territorio in questo scorcio di aprile. Molti i turisti che hanno approfittato di questi giorni di vacanza per visitare le località del Tiguglio. A Chiavari ha aperto i battenti la mostra del Tiguglio, che resterà allestita fino a domenica con numerosi eventi. Vediamo. Questa 159esima edizione è voluta essere diversa da quelle precedenti, nel senso che è voluta rinnovarsi e quindi dedicarsi soprattutto agli artigiani, agli artisti, ma al loro ingegno. Abbiamo voluto unire la tradizione alle novità, andare verso il futuro, abbiamo voluto coinvolgere molti giovani che potessero, proprio difatti si chiama, espressioni del proprio ingegno. Quali sono le novità principali? Le novità principali sono 4 serate di veramente spettacoli degni tutti quanti di essere visti e apprezzati. Io sono veramente entusiasta e con grande riconoscenza vorrei anche parlare di chi ha dato il proprio saluto, perché sono state dette tante cose belle. Io non ho assolutamente nessun merito di rappresentare un ente che ha 228 anni, sono state fatte delle cose incredibili dai miei predecessori, sono strati di cose ben fatte che si sono sovrapposte nel tempo. L'onere adesso di continuare pensando effettivamente al moderno, perché questa accelerazione c'è nell'aria e bisogna seguirla. C'è un consiglio che dà il Presidente dove possiamo muoverci per andare a visitare le varie cose?
Ma il percorso, visto anche un po' il tempo così infame, ma comunque lascia qualche speranza, almeno così a tratti, è quello di visitare Piazza San Giovanni, questa rappresentazione fotografica che è veramente interessante. Poi la Sala Schifini che abbiamo svuotato, abbiamo inserito delle opere artigianali di artigiani che ormai hanno già fruito delle loro start-up, nel senso che ormai sono diventati molto bravi, affermati e sono diventati degli artisti. Mi fa sempre piacere enorme venire a Chiavari, è una parte importantissima della Liguria con la sua voglia di fare, la sua capacità e soprattutto ha un valore straordinario il tessuto architettonico, culturale e quindi anche per il turismo sicuramente ha un futuro chiaramente radioso. L'unica cosa che dico è che queste bellezze che sono sempre state tenute nascoste, forse adesso è il momento di lucidarle e di metterle a disposizione di tutti. E dicevamo tanti gli appuntamenti, andiamo a vedere sul sito della Mostra del Tigullio quelli per la giornata di domani. Si inizia alle 10 con un laboratorio artistico, il Giardino degli Artisti, al Giardino della Biblioteca della Società Economica. Alle 10 poi al Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini, una visita guidata a cura di Elvira Landò. Si prosegue alle 11 con sempre una seconda visita guidata. Alle 11:30 sul palco di Piazza Fenice la gara e dimostrazione di pesto al mortaio. E nella biblioteca invece alle 11:30 laboratorio artistico animali nel Prato dei Lettori. Alle 15 poi nel pomeriggio il centro storico sarà teatro di una visita guidata. Alle 16 in Piazza Fenice artisti di strada con Andrian Tito Butù con lo spettacolo Opela e poi alle 17 in Piazza Fenice esibizione di danza moderna e classica. L'incontro con l'autore al Giardino dei Lettori alle 17:30 con lo scrittore Lorenzo Licalzi e alle 19:30 in Piazza Fenice artisti di strada sempre con lo spettacolo Opelò e poi alle 21 visita guidata al centro storico e in Piazza Fenice la banda Osiris presenta Le Dolenti Note. La mostra si caratterizza, abbiamo visto, per il rapporto fra antico e moderno, vediamo perché nel prossimo servizio. Un ponte fra antico e moderno, è questa l'ispirazione della 159esima mostra del Tigullio. A testimoniare questo legame, che ha radici molto profonde, il lungo rapporto fra la chiesa locale e la società economica. Fin dai suoi inizi il sodalizio chiavarese venne sostenuto dai sacerdoti della città. La figura più rilevante fu Antonio Gianelli, che era parroco qui di San Giovanni e diede un contributo nella prima parte della nascita di questa società, ma poi successivamente anche diversi parroci dei territori di campagna collaborarono all'opera di conoscenza di nuove culture agrarie fatte dalla società economica, cercando di convincere i contadini che era buono ad esempio piantare le patate. Questo rapporto dunque oggi si inserisce perfettamente nell'idea di mostrare la possibilità di proiettare l'antico nel futuro. È un'esperienza che si rinnova nel cercare di guardare a progetti culturali, di istruzione e anche per uno sviluppo del territorio. Dunque anche la presenza del vescovo testimonia questa storia. Ma direi di sì, è una tradizione che ancora oggi è rivolta verso il futuro. Ho usato l'immagine dell'albero. L'albero ha radici forti, rappresenta una storia, ma guarda al futuro attraverso i suoi rami con i germogli verdi. Lavorare insieme oltre i particolarismi, guardando a che cosa significa poter operare per il bene delle persone. Le installazioni sistemate negli spazi della società economica sono state pensate proprio con questo obiettivo: proiettare nel futuro ciò che le mani degli artigiani chiavaresi e del territorio hanno saputo costruire e consolidare nel tempo. Hanno fatto un bellissimo intervento, insolito tra l'altro, no? Molto artistico. Soprattutto mi piace questi temi
uno è sul cinema, l'altro, e poi questi due archi di seggiole che riprendono gli archi di Chiavari che ci sono proprio fortunatamente dietro. Sono molto belli, un intervento molto intelligente. Tra l'altro noi siamo nella sala dei convegni, non si direbbe. No, nella sala dei convegni l'hanno trasformata molto bene, complimenti. Abbiamo anche il pianoforte, insomma c'è tutto. Qualcuno che suoni qua, no? A Rapallo sono in corso le ispezioni dei fondali propedeutiche e la delimitazione delle acque sicure libere da materiali residui derivanti dalla mareggiata di fine ottobre. Il Dipartimento Salute della Regione ha classificato le zone Castello, Villa Tiguglio, San Michele come eccellenti. ARPAL ha inoltre effettuato in aprile nuovi campionamenti nello specchio acqueo con i quali vengono comunicati esiti favorevoli per tutti i parametri previsti dalla legge. Il gruppo consigliare Noi di Chiavari ha presentato un'interpellanza al sindaco e all'amministrazione per chiedere informazioni in merito al funzionamento dei cassonetti nelle isole ecologiche automatizzate, in particolare della loro apertura con le tessere sanitarie di non residenti. Considerando la facilità con cui i cassonetti si aprono anche per residenti di altri comuni e rimarcando il fatto che non ci sia nessun tipo di controllo, Levaggi, Colombo e Garibaldi chiedono informativa riguardo le risultanze del test di funzionamento delle isole ecologiche presidiate e chiarimento all'amministrazione su quale sia l'atteggiamento che intende tenere in merito. I consiglieri di minoranza di Sesse e Levante invece, Conti, Stagnaro e De Benedetti e Sturla, esprimono perplessità sulla prossima apertura dell'ufficio amico del cane negli spazi comunali di Via Saldi. Il servizio avrebbe lo scopo di interagire con i possessori di cani e animali da compagnia, favorendo la partecipazione dell'associazionismo alla cosa pubblica. Il responsabile di questo sportello sarebbe Manlio Bozzano, esponente della sinistra radicale cittadina, candidato a sostegno del sindaco Ghio nel 2018. I consiglieri vedono in questa scelta non una reale necessità, ma un contentino politico e lamentano il silenzio di anni da parte dell'amministrazione alla richiesta che venga assegnato alla minoranza un ufficio per poter ricevere i cittadini, raccogliere istanze e confrontarsi con loro. Voltiamo pagina, sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si svolgerà il 13, 14 e 15 maggio. L'ufficio è aperto ogni martedì e giovedì mattina in curia per le informazioni e le iscrizioni. Sono aperte anche le iscrizioni ai pellegrinaggi diocesani in Giordania e Terrasanta e in Sudafrica. Da poco però si è concluso un intenso pellegrinaggio, un autentico itinerario interiore che ha toccato alcuni dei luoghi più suggestivi del Libano. È stato un autentico itinerario interiore il pellegrinaggio diocesano in Libano. 28 i fedeli che vi hanno preso parte in questo viaggio che ha contemplato nel suo itinerario diverse tappe significative. Abbiamo iniziato aprendo il pellegrinaggio con quella domanda di Gesù: vuoi guarire? E da lì in poi, giorno per giorno, abbiamo trovato delle tracce, delle vie associate anche a delle persone, a dei luoghi che abbiamo incontrato, di confessioni religiose differenti. Il pellegrinaggio è iniziato nella zona di Ekmarra, a sud di Beirut, dove è radicata la presenza di cattolici maroniti. I fedeli della nostra diocesi hanno potuto incontrare padre Giuseppe. Fra le tappe significative del viaggio, quella di Sidone, dove sorge il santuario della Madonna dell'Attesa, Saidat al-Mantara. Qui i pellegrini hanno incontrato padre Samir Noda, sacerdote melchita, che ha proposto una riflessione sul tema del senso dell'attesa. طبعا نحن بنعيش الانتظار بحياتنا انتظار يوميا. L'attesa noi la viviamo ogni giorno della nostra vita. Anche la Madonna ha aspettato qui Gesù. L'attesa della Madonna è un'attesa sacra, un'attesa benedetta. Forse ogni persona qui in Libano si domanda che cos'è l'attesa. Noi cerchiamo la verità assoluta, la verità completa, e la aspettiamo questa verità assoluta. Purtroppo ciascuno vede la verità secondo un proprio concetto o secondo l'orientamento del partito politico a cui appartiene. Noi come cristiani, appartenendo alla Chiesa, sappiamo che la verità assoluta è Cristo e noi l'aspettiamo. E anche tutti i valori sono l'incarnazione di Cristo Gesù. Qui al santuario dell'attesa aspettiamo con la Madonna e lei con noi, aspettiamo il regno dei cieli, il regno di Dio. Particolarmente significativo l'incontro con l'eremita Giovanni, 90enne, a cui i pellegrini hanno chiesto di parlare di Dio. È riuscito ad esprimere al meglio
come Dio sia un grande amore e che la riflessione sia sì sicuramente utile, ma non sostiene la conoscenza di Dio in quanto tale. Ma prima ancora a raccontarci Dio sono stati i suoi occhi e le sue mani. Per il 2019 sono diversi i pellegrinaggi diocesani già fissati. Il prossimo sarà quello a Lourdes il 13, 14 e 15 maggio. Vi aspettiamo al martedì e al giovedì tra le 10 e le mezzogiorno e mezza in Curia, in piazza Nostra Signora dell'Orto, per le necessarie iscrizioni e per le informazioni di cui uno avesse bisogno. Proseguono gli appuntamenti per celebrare la festa di San Giorgio a Portofino. Domenica alle 11 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo nella chiesa parrocchiale di Vomartino. Sempre domenica alle 21 la processione. Lunedì 29 aprile alle 20:30 la chiusura delle celebrazioni con la messa presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. Seguirà la traslazione delle reliquie al santuario di San Giorgio. Si terrà mercoledì 1 maggio invece la tradizionale giornata diocesana dei ministranti. Il ritrovo è alle 10 nei locali del seminario vescovile. Al mattino ci saranno un momento di riflessione a gruppi, alle 12 la messa presieduta dal vescovo, nel pomeriggio il gioco e la conclusione con la merenda. E sta per iniziare il percorso di formazione Educatori Primi Passi organizzato dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile in vista dell'impegno estivo per i ragazzi delle nostre comunità che si spenderanno come animatori nei campi parrocchiali. Il primo appuntamento è un laboratorio di gruppo e inizierà alle 21 di venerdì 3 maggio nei locali di Casa Caritas a Chiavari. Lunedì 29 aprile l'ASL 4 Chiavarese avvia ufficialmente la nuova procedura informatica al CUP unico regionale. Durante le operazioni di allineamento i servizi dell'azienda sanitaria continueranno a prendere in carico tutte le richieste degli utenti con modalità manuale. Per ragioni di natura tecnica oggi non è stato possibile effettuare prenotazioni presso gli sportelli CUP, call center, studi medici aderenti al territorio e farmacie. In queste ultime neppure domani le richieste di prenotazione sono state prese in carico dall'azienda che richiamerà in un secondo momento per concordare la data dell'appuntamento non appena completate le operazioni. Per gli appuntamenti torna dal 29 al 3 giugno a Seste Levante Mondovisioni, giunta alla quarta edizione nel Tigullio, la rassegna curata da Cine Agenzia per conto della rivista internazionale è un'occasione per uno sguardo nuovo su temi di attualità, diritti umani, informazione e identità nazionali. Come le precedenti edizioni, anche questa del 2019 prevede 5 proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata, ingresso libero e inizia alle 20:45. Primo appuntamento lunedì con Eurotrump di Stephen Robert Morse e Nicholas Hampson. E nuove anticipazioni per il Festival della Parola di Chiavari. La rassegna che si svolgerà da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno animerà la città con incontri, conferenze, spettacoli e presentazioni. Oltre agli ospiti già annunciati nei giorni scorsi saranno protagonisti anche l'attore e regista Massimiliano Finazzer Flori che presenterà il suo film su Leonardo da Vinci, il musicista Vittorio Descalzi, il quale dedicherà un incontro a Fabrizio De André, e i giornalisti Massimo Bernardini e Angelo Panebianco. E lo sport adesso, fare sport fa bene a tutti, a tutte le età, anche e soprattutto alle persone disabili. Occorre però prestare attenzione, non ci si improvvisa atleti paralimpici così come istruttori di soggetti con disabilità. A dirlo gli esperti intervenuti questa mattina all'auditorium della Filarmonica nel convegno formativo che ha aperto la 3 giorni Chiavari Porte Aperte. Vediamo. Noi crediamo che lo sport faccia bene alle persone soprattutto che hanno delle limitazioni, delle disabilità, perché noi crediamo nel valore educativo dello sport, nel suo valore nel insegnare alla persona a riconoscere i propri limiti, quindi non a superarli non nel senso di eliminarli o poterli rimuovere, ma proprio a accettarli e ugualmente superarli per raggiungere dei risultati che vogliono dire miglioramento della propria autocoscienza e della propria autostima, e quindi anche inserimento sociale, gratificazione e, se vogliamo, alla fine anche un maggiore grado di autonomia. Fa bene anche a chi aiuta queste persone a fare sport.
Certamente aiutare qualcuno fa bene a chiunque, sia che si tratti di persone disabili o che si tratti di persone in generale. Bisogna naturalmente avere uno spirito generoso, bisogna avere disciplina, educarsi, perché non è solo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma bisogna anche imparare i metodi e i modi per aiutare le persone. Varie figure, dai appunto gli istruttori come me, gli allenatori, ai medici sportivi che comunque ci devono dare una mano quando abbiamo un approccio con queste disabilità, e anche ad altre esperienze dello sci, del nuoto e di altre attività nell'ambito del disagio. Questo pomeriggio l'inaugurazione, poi domani nell'area del porto turistico le discipline vere e proprie, le protagoniste. Allora domani iniziamo la mattina con la Chiavari Nuoto che darà, e poi anche per tutto il giorno, ma comunque in mattina a disposizione a chi vuole di venire a provare un po' l'attività. Poi ci spostiamo sulla Piast, sul porto, prima il canottaggio dalle 15 alle 17 e poi con il basket dalle 17 alle 19, e invece per 2 giorni, sabato e domenica, la vela. La Scherma offrirà la possibilità di transitare nella sua palestra, vi consiglio veramente di andare domenica mattina a vedere un po' come questi ormai personaggi famosi che vediamo in televisione si allenano e praticano questo sport. Siamo al calcio per la Lega Pro, alla vigilia della partita tra Juventus Under 23 e Virtus Entella. Il presidente biancoceleste Antonio Gozzi incita i tifosi: per i prossimi 180 minuti di campionato serve il 12° giocatore in campo. Domani fischio di inizio alle 16:30 sul campo di Alessandria. Per la Virtus Entella l'imperativo sono i prossimi 180 minuti di campionato, sabato ad Alessandria con la Juventus Under 23 e il 4 maggio al Comunale con la Carrarese. Il presidente Antonio Gozzi chiede di non distogliere lo sguardo dai prossimi 2 incontri. Sono 2 partite fondamentali e noi dobbiamo fare il nostro, poi i conti si tireranno alla fine e dopo i 180 minuti decideremo chi deve salire in B e chi invece deve giocarsi i play-off. Certo una sconfitta non fa bene, ma siamo dei combattenti, guardiamo a quello che ci aspetta, non a quello che abbiamo passato. L'appello del presidente non è solo per la squadra. Per riscattare una stagione dalle tinte forti occorre il supporto anche del 12° giocatore in campo. Io spero che ci sia una cornice di pubblico, una presenza di chiavaresi molto numerosa, perché se saremo molto numerosi l'Entella giocherà in casa, non giocherà sul manto sintetico del Comunale su cui ci piace giocare, giocherà su un campo come quello di Alessandria in erba, ma giocherà per via del meccanismo delle seconde squadre, della dislocazione ad Alessandria della Juve 23, potrebbe giocare in casa. Allora perché perdere un'occasione del genere per spingere, per essere veramente il 12° giocatore in campo, e quindi bisogna mettercela tutta. A Piacenza, secondo il presidente, la squadra ha fatto una buona prestazione, ora però non è tempo di rammarichi, ma di concentrazione sul prossimo futuro. È stata comunque una partita estremamente equilibrata e purtroppo al primo errore difensivo l'abbiamo pagata cara. Se Motta buttava la palla dentro vincevamo la partita, ma non si fa coi se e coi ma la storia, quello che conta è il risultato. Dobbiamo andarci a prendere queste 2 vittorie, ad Alessandria e a Chiavari. Per la pallanuoto femminile la Serie A1, penultima partita della regular season, ultima sfida casalinga per la Rapallo Pallanuoto, che domani alle 15 al Poggiolino ospiterà il Torre del Grifo. Siciliane che chiudono la classifica e già aritmeticamente retrocesse. Rapallo invece terzo a 37 punti, intenzionato a mantenere la posizione che agevolerebbe gli incroci della Final Six in programma a Catania dal 10 al 12 di maggio. Dunque un appuntamento sportivo, altri appuntamenti nella nostra agenda. Vediamo insieme. Appuntamenti in agenda per sabato 27 aprile. La sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure in via Martiri del Turchino 2 rimarrà aperta dalle 8 alle 12 per ricevere i volontari per la donazione di sangue. Dalle 9 alle 12:30 in Corso Colombo a Sestri Levante torna l'appuntamento con il mercatino del libro usato. Tema della giornata: la storia siamo noi. Dalle 10 alle 20 torna a Chiavari in via Rivarola il mercatino dei sapori e delle tradizioni con 40 stand di produttori enogastronomici provenienti da tutta
Italia. Seconda giornata a Santa Margherita Ligure per il Festival della Disobbedienza, premio Fernanda Pivano. A partire dalle 10 e fino alla sera incontri, spettacoli di danza, reading, concerti, performance teatrali e di narrativa in diversi luoghi della città. Sempre a Santa Margherita Ligure alle 11 taglio del nastro per la mostra delle opere di Flavio Costantini allestita nei locali di Zucchero Amaro in via Roma. La mostra sarà visitabile tutti i giorni in orario di apertura del negozio. Secondo appuntamento a Sestri Levante per l'iniziativa 4 passi nella storia. A partire dalle 15 con ritrovo della biglietteria del Musel, escursione guidata alle Rocche di Sant'Anna alla scoperta della viabilità antica di Sestri Levante. Alle 15 a Loco di Rovegno in località Barbieri, inaugurazione del Sentiero delle Favole, percorso naturalistico di circa 1 chilometro con 10 installazioni con scritte in italiano, inglese e genovese. L'inaugurazione sarà animata per i più piccoli da Dario Apicella. Alla scoperta di Valle Cristi, un viaggio nel Medioevo è il tema della manifestazione in programma a partire dalle 16 nel complesso monumentale di Rapallo. Saranno presenti figuranti in costume medievale con dimostrazioni di artigianato artistico. Iniziativa a cura delle FAI e della Proloco Terramare. A Zoagli in piazza 27 dicembre a partire dalle 16 esibizione della Momas Dance Academy. Conferenza dello storico dell'arte Paolo Bertelli alla Galleria Rizzi di Sestri Levante. Alle 16:30 verrà affrontata la storia del discepolo prediletto di Raffaello nell'incontro Giulio Romano con nuova e stravagante maniera. Continua a Rapallo l'11° raduno dei Rapallin. Alle 20:45 nel giardino dell'Oratorio dei Neri rassegna di canti popolari in genovese dei giovani canterini di Sant'Olcese. Ultimo spettacolo per la stagione 2018-2019 del Teatro di Cicagna. Alle 21 il Teatro dell'Ortica di Genova porterà in scena Dracula il vampiro. Il diario di Anna Frank e altre storie, spettacolo reading sul tema della Shoah prodotto da Arte e Energia, sarà portato in scena alle 21 nella Sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante e per la rassegna di cabaret Rap Palcoscenico alle 21:15 sul palco dell'Auditorium delle Clarisse di Rapallo salirà Claudio Lauretta con lo spettacolo I Metamorfosi. Torna questa sera l'appuntamento con Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della Chiesa della Diocesi di Chiavari. Vediamo in anteprima i titoli della puntata di oggi. Il risorto ci invita ad elevare i nostri pensieri oltre agli interessi terreni. La riflessione del Vescovo nelle celebrazioni pasquali in cattedrale. Il destino eterno ha spiegato dà pienezza alla vita. Celebrazione pasquale in carcere, Monsignor Alberto Tanasini ha invitato a non lasciarsi soffocare dalle vicende della vita. I detenuti sono stati accompagnati nel cammino quaresimale. Un libro di omelie, il restauro di un dipinto, una raccolta fondi per la carità. Sono le iniziative della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra nel decennale della scomparsa di Don Mario Podestà. Portofino ha riacquistato un pezzetto della sua storia, scoperto sotto la volta dell'oratorio un affresco quattrocentesco. Importante la sinergia fra parrocchia, soprintendenza e tecnici. Un itinerario interiore nei luoghi più suggestivi del Libano. Si è da poco concluso il pellegrinaggio diocesano in questa terra ricca di storia e di spiritualità. Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Lourdes, in Giordania e Terra Santa. Ed è tutto per questa edizione di Tiguglio oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.